Scusa? Oh santo cielo! Buongiorno Giusti! Allora... ti devi tutto il giorno? No, solo tutte le volte che parlerai. Andrà così tutto il giorno. Benissimo, buongiorno allora. Buongiorno! Allora, oggi siamo in compagnia di Elisa e Fede. Andiamo a fare una camminata su Alvolaia perché vorrei fare delle dronatine sul lago. Si sta aprendo il cielo, io sto già morendo. Ma no! Elisa ci ha appena proposto di fare il sentiero nel bosco, che è un po' più dinamico. È dinamico! Vuoi che non sia dinamico? Se lo propongo io ce la puoi fare anche tu, te lo dico. Avanti con questa speranza. Dopo meno di 1 chilometro su una mulattiera si entra a sinistra nel bosco, c'è una bella deviazione segnata e adesso si apre. Noi dobbiamo arrivare là e poi scavallare. I video di oggi non saranno silenziosi perché là dietro parlano in continuazione. Noi abbiamo fatto lo spin-off, secondo me. Elisa, è più dinamico questo. Dinamico è la parola del giorno. Ecco, chiaramente io ho già cannato. No, puoi andare anche per giù. Vado per giù io? Come vuoi? E tu vai per su? Fidati di Elisa, anch'io mi fido di Elisa. Abbiamo una nuova guida. Adesso si vede bene. Puglia è quello più basso. Aspetta. Facci vedere. Pattuglia è quello più basso là. Indica E bene. poi là da qualche parte c'è il rifugio Chiampizzulon. Ecco. Dove andremo prossimamente, giusto? Per andare a Chiampizzulon si parte dai piani di Vase a Rigolato e si va su, oppure puoi fare la follia come abbiamo fatto noi, da Cima a Sappada, fai Malgatuglia e fai Chiampizzulon, sono 18 km in totale. Il prossimo trekking da fare. Va bene, lì è bello. Andare e tornare? Tutto, però anche solo il giro di Tuglia è bello perché poi ad un certo punto c'è un punto panoramico che vedi tutta la vallata di collina ed è bellissimo. Dobbiamo venire a camminare con Elisa più spesso, che sa tutte queste cose molto Me le ha fighe. spiegate Mau, io in realtà non so niente, questa è la verità. Hai imparato molto bene la lezione. Carlo Maria, Sì, Capolago, Capolago. vicino c'è il canale, però non lo vedi dietro. Ok, Monte Canale. Basta, Torre Spinotti, Qua sopra. ma sono gente del sud. Abbiamo appena passato il rifugio Lambertinghi, che è un rifugio dal lato italiano, dismesso ormai da non so quanti anni, che però forse il prossimo anno 2025, dopo un bando, troverà un nuovo proprietario. Ed ora quello là invece è il rifugio austriaco, perché qua siamo in terra di confine. Di qua Italia, di là Austria. Chi è che mi sta prendendo per il culo? Chi cosa? Noi che no? Allora, statistiche. Fino a qui 3,5 km e 600 metri di ascesa. Adesso scolliniamo, andiamo a farci una birrozza gigante. Dove sarà sta marmottina? È là, sulla roccia. Ok. Loro devono avere gli occhi bionici perché vedono cose che io non vedo. Se sei in Austria devi mangiare la Se sei Wiener. felice tu lo sai. Mangiati una Wiener. Ma che ore sono? Adesso ginocchiato. Ah, non è neanche mezzogiorno, quindi mangiamo proprio Prestissimo. prestissimissimo. Abbiamo consumato. Ah sì, 600 calorie. Vabbè, dai, tieni qui. Bene, pranzo è andato bene, le Wiener erano buonissime, le birre erano ancora più buone, non mi hanno fatto bere la grappa.
buttare sul drone. Ti porto a bere le grappe in un posto figo. Ah, ecco. Fidati della zia qua. Ma io mi fido, solo che se non bevo una grappa dopo il pranzo in montagna. Dopo te ne faccio assaggiare mille. Allora un giorno andiamo su, lassù e sul Raukofel. Raukofel, Montefumo. E allora di Montefumo, no? In italiano è Montefumo, vabbè. in tedesco è Raukofel. E adesso mi farò portare sempre da Elisa, perché ne sa una più del diavolo. No, è Federico che ne sa un sacco. Guarda che bello. Ecco, noi eravamo a pranzo là, nel rifugio austriaco. Ora ci facciamo il giro del lago, ci mettiamo là e facciamo una dronata. Thanos? Sei pronto? Tetto? Via! Ma quindi com'è stata questa gita? Non è ancora finita! Un po' di tracce della Grande Guerra.
Se non piove quando andiamo a camminare non è divertente. Facciamo una brevissima deviazione per andare a vedere la casermetta, come l'hanno sistemata. Ok, siamo al punto di prima, non l'hanno sistemata, poi chissà che. Arrivati alla macchina con le statistiche che ora vi dirò, abbiamo fatto la mulattiera per tornare indietro, per non spaccarci le ginocchia. Poi ha piovuto nel bosco, ci sono un sacco di radici scivolose. 9 km e qualcosa, un'ascesa di 6,90 con relativa anche discesa. Adesso siamo state invitate allo Staipo da Canobio, che è un locale dove lavorava Elisa, e sono le 4 meno un quarto e dobbiamo fare merenda. Ti va di andare a fare un po' di merenda? C'è una grappa che ci aspetta, forse anche 2. Pistolette di gioia! Grappa, forse un dolce, forse un panino con la salsiccia. Vediamo se avere le conoscenze giuste. No, tutto praticamente. Sì, tutto. Sono piena di fame io. Ok. Ne ho mangiato troppo presto. Dopo vedremo Svegliarsi presto. cosa ci sarà sul tavolo. Cibo, spero. Dimmi dov'è che siamo? Dov'è che siamo? Allo Staipo da Canobio. Cos'è questo? Ah, bresaola. Mangia. Buono, buono.